Si fanno sentire i dipendenti delle province del Veneto. Nella sede di Treviso la protesta di 300 lavoratori in rappresentanza del migliaio di posti complessivamente a rischio a causa della mannaia calata dal governo con la legge di stabilità. La manovra impone una sforbiciata del 50%, 30% a Venezia e Belluno, della spesa per il personale, senza però tener conto del riassetto delle funzioni e delle razionalizzazioni già effettuate. I tagli sono rivolti ai cittadini. Cittadini, guardate che i servizi non ci saranno più, quindi la legge di stabilità va a fare dei tagli. Vogliamo essere sostenuti dagli amministratori, dai politici in questa battaglia che è comune, perché togliere dei servizi al territorio poi è sentirci anche abbandonati. L'ente provincia è stato dipinto come un ente inutile, per cui molto probabilmente bisognerà fare un'opera di convinzione, far capire effettivamente quali sono le funzioni che noi svolgiamo. L'importante è che le cose vengano scritte, perché a parole si possono dire tante cose, ma la sicurezza è di ciò che il governo ha intenzione di fare e che lo scriva soprattutto. I manifestanti non si sentono affatto rassicurati dall'emendamento che rinvia di 2 anni l'avvio della procedura di mobilità. Come già dichiarato dal governo, ci sarà la mobilità per quei lavoratori che non troveranno collocazione, che saranno la stragrande maggioranza. Che senso ha mantenere le province, mantenere i dipendenti se poi non sono in grado di fornire servizi perché non ci sono i soldi e rischiano anche di non avere lo stipendio? Se gli enti non hanno le risorse economiche per poterli pagare, non si sa come, primo, i presidenti faranno i bilanci e secondo, con quali soldi verranno pagati i dipendenti. L'appello è un ripensamento da parte dell'esecutivo che secondo l'opposizione pare però determinato ad andare avanti. Come sempre d'imperio, come sempre d'autorità, senza ascoltare le opposizioni, quindi va avanti come sempre come un rullo compressore.